Cauteolada sono stati eseguiti monitoraggi ambientali che in alcune aree delle zone di arrivo colpi hanno segnalato una contaminazione da torio, per la quale saranno avviate le necessarie bonifiche. Al momento però l'autorità giudiziaria non ha autorizzato l'esercito italiano a iniziare le bonifiche, in quanto il territorio è sottoposto a sequestro preventivo per le ipotesi di reato di inquinamento ambientale. Relativamente poi alle affermazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato chiarito che il termine sequestro è stato utilizzato in modo atecnico, in un contesto che pur nell'ufficialità dell'audizione resa innanzi alla Commissione parlamentare era comunque colloquiale, volendo significare l'impedimento a modificare lo stato dei luoghi prima dell'esito degli accertamenti necessari. Cauteolada sono stati eseguiti monitoraggi ambientali che in alcune aree delle zone di arrivo colpi hanno segnalato una contaminazione da torio, per la quale saranno avviate le necessarie bonifiche. Al momento però l'autorità giudiziaria non ha autorizzato l'esercito italiano a iniziare le bonifiche, in quanto il territorio è sottoposto a sequestro preventivo per le ipotesi di reato di inquinamento ambientale.